Ciao ragazzi, oggi una bella giornata sul Monte Corno e facciamo il giro delle Malghe. È un giro molto bello, ci sono tutte le malghe dei nostri amici. Io e Giaffiatore siamo appena partiti e cavolo, è da una vita che non prendo la bicicletta. Sì. La giornata è bellissima, 18-20 gradi, sotto il bosco qua è freschino, la condizione fisica abbastanza accettabile e quindi non so quanto è lungo questo giro, ma sarà bellissimo, panoramico, vedrete che posti. Ci sta, addio. E sapete perché la Susana ha lo zaino grande? Perché facciamo il giro delle Malghe e ogni malghetta ci prendiamo mezzo chilo di formaggio. Ah, io me ne fa sempre la scelta. Tu dai piccolino. Comunque una forma ce la portiamo a casa. Una formetta, dobbiamo scegliere quella giusta. Prima malga, Campo Rossignolo. Aggiornamento. C'è solo un piccolo problema, non abbiamo portato i soldi. Come Abbiamo facciamo? solo 15 euro. Come facciamo a comprare il formaggio senza soldi, Susa? 15 euro, so. Yeah, yeah, yeah. Che bello pedalare. E dai, adesso stiamo vedendo una strada nuova. Bella, se no? no facciamo la classica che va su al Monte Corno. C'è passato una bomba. Una bomba, era Faceva una bicicletta elettrica. il figo perché era con la bici elettrica. Non è giusto però. Noi siamo a pompa gamba. Non sono elettriche anche se hanno il tubolare grande, sono in carbonio. A pompa gamba siamo noi. Cavolo, la voglio anch'io così elettrica, vai come una bomba. Però sono belle quelle elettriche. Le abbiamo provate un paio di volte. Sì. Un altro mondo. Wow, come freni bene! Come freni bene! Più che un freno sembra un gas questo. Lo premo, va di più. Ti ammazzo oggi senza freni. Perché stamani prima di partire ho provato a registrare il freno con il brillante risultato di averlo distrutto del tutto. Praticamente non frena niente. Intanto ho il freno super tirato e questa non si ferma proprio. Sì, Quindi veniamo da su dall'altra parte, hai capito? esattamente. C'è la statale, ok. Hai capito qualcosa? Sì. Cavolo, siamo scesi fino alla strada principale, adesso è tutta salita, alla faccia della variante. Maglia, mazze inferiori, formaggi, salumi, yogurt. E intanto la Susa è rimasta a valle. Eccola! Eccola dietro il sasso, grandiosa. Più vicina di quello che credevo. Posso dire di avere il sedere spaccato in due? E ho una sete della Madonna. Ok. Vediamo? Ehi là, tanta gente, c'è una festa, C'è una festa, hai visto? Suonano, c'è il gruppo, il complessino là. Si è vista la Malga Serona. Sì, molta foschia oggi. Guarda il parapendio, Susa. Sì, adesso li
siamo proprio nel posto dove si lanciano, che è sotto la Malga Fora Oro. Come ti sembra il giro fin qua? Molto bello. Quella lassù è Malga Fora Oro. Andiamo su da Victor Facciamo un salto? alla Fora Oro. Sì, dai. Vediamo se troviamo news su quel formaggio stupendo. Quanto era buono. Tanto. Come va? Ma sei sempre a lavoro? No, no, è un gioco. Dai. Come stai? Bene, grazie. Te? Tutto bene? Sì, sì. Sai che la settimana passata siamo stati a fare una passeggiata, ho conosciuto Francesco A Cordignon. Maino. Ah, ecco. C'è? Sì. Oh, c'è qua. Ma qua il Francesco, aspetta, perché noi abbiamo due Francesco Maino. Barbone. No, non è qua, no. Ok, Giù in stalla. è giù in stalla. Sì, beh, sì è qua e giù in stalla, altrimenti è a fogheria. Ci ha fatto assaggiare un formaggio che è alla fine del mondo. Basso, crosta scura, molto forte, piccante, Un saporito. tumino stagionato. Era Tumino la fine del stagionato. mondo, Sì, buonissimo. Ce l'hai te qua? No, No? no. Sì, voi sai dove è la stalla sua. No. Sì, sì, sì. Segui quella strada, troverai la stalla a tua destra, Ho capito. con i grondagli fussi. Ci andiamo in macchina. Direi di sì. Oggi Adesso proseguiamo per di là. Non siamo ancora alla fine del giro, metà tappa, però la birretta ci stava perché in Fora Oro è troppo bella la birretta. Salute Susa. E io una tristissima acqua. No, te sei sana, te sei saggia, io un po' meno. No, spero che così la birra ti tagli un po' le gambe, così, così riesco a stare al tuo passo. Così vado meno, eh? È così io vado di più, sembra. Comunque 6 malghe e formaggi 0, siamo stati bravi. No, perché non l'abbiamo trovato quello che Ma cercavamo. noi perché cercavamo un formaggio ben preciso. Uno specifico, Se sì. andiamo in macchina, là, Andiamo in abbiamo macchina. scoperto Un po' lontano. E la Susa si è persa e non torna più. Eccola! Ho sentito un urlo spaziale. Senza freni si fa così. Si Poi urla, questo giro si smalta. si urla di paura. Susa, Sì? portiamo i nostri amici di YouTube a vedere quel punto là? Sì, perché merita. Che posto è questo? Qua si vede il sentiero che dicevo? Sì, guarda. Eccolo, questo. Guarda che bello che è. Super bello. Susa. Non abbiamo detto Ah, è che praticamente dalla Fora Oro in poi siamo sotto Caltrano. e quindi? Il comune di Caltrano. Facciamo geografia. Facciamo un po' di geografia. Facciamo geografia utile. E qua si va giù. Guarda, qua si va giù, ma giù. E siamo arrivati anche a Malga Pau. Qua fanno accoglienza a pranzo di solito, solo il weekend. È pieno adesso però. Tutte piene sono oggi le Malghe. Bello. C'è un macello oggi in giro.
Qui abbiamo Malga Cariola, detta anche marescialla. La terra delle malghe, ragazzi. L'estate è bella sull'altopiano perché le malghe sono attive, sono vive e tutta la montagna prende vita, è bellissimo. Come vado pianino! Ok, non so se l'ho ripresa la caduta in diretta, però ho pinzato col freno davanti perché ho solo quello e su questi sassi qua ho fatto un bel cappottone in avanti, ma c'è da calcolarlo quando si va in bicicletta, quindi questo è il risultato. La mano un po' masciullata, mi sono un po' bucato la gamba, però dai, dopo un bello spavento, niente di più. Adesso mi sono messo qua seduto, ho bevuto un po' d'acqua e ripartiamo. La Susa ha preso più paura di me. Sì, mi sono spaventata, ma poi cioè, corre come un matto. No, Sì. stavo andando piano. Sì, dopo mi prende in giro che io vado piano. Ho la GoPro nuova e mi sono masciullato la mano per salvare lei, quindi ringraziami GoPro, capito? Infatti non ti sei fatta neanche un graffio, guarda, perché io ho chiuso lei e ho smasciato. Diciamo raga che è andata bene. Bello, oddio, guarda, la GoPro nuova. No, ma la GoPro. Abbiamo rivisto il girato, il vlog del dolore. Io ero preoccupata per lui e lui, no, la GoPro. Ma chi se ne frega della GoPro, Cristo. Sì, sono coperto dall'anti-Titanic. Ok, dai, partiamo. Si va piano adesso, eh. Boh raga, adesso è saltato fuori questo rumore qua. Arriviamo a casa? Arriveremo a Baita, ma guarda che bello qua. È il disco dietro e quindi a sto punto devo portarla a far vedere, scusa. Direi proprio di sì. Direi che è il caso. Siamo arrivati che siamo È sempre rilassante il trenino, eh? Sì, siamo arrivati che c'è una bici meravigliosa. Bello. Ti ho detto ragazzi, ma quanti siete? Nella vecchia ferrovia, ia ia oh, c'è la Susi che va via, ia ia oh. E Andrea cade. Ma perché fai il maiale quando cade? Perché? Sei tu che cadi? È che è un maiale. Sì, ma grazie. Ah, che bel raggio di sole. Ah, c'è una meraviglia Guarda. adesso. Allora, 34 km e mezzo, quasi 3 ore, con tante soste, foto, clippettine video, cadute varie, birretta annessa. Ora qualcuno magari dirà che sono caduto per colpa della birra. No, non è così, non è così. E allora ragazzi, vi salutiamo qua. La sfumiamo sulla strada del trenino, la chiusura in sfumatura mentre ancora pedaliamo. Tanto la strada del trenino chiude il giro e tra un po' finisce, per cui poi questo è un tratto molto bello, quindi va bene chiuderla qua. va bene chiuderla qua. Ciao, grazie di aver visto il video anche questo e un bacione, a presto. Ciao, Ciao a tutti. a tutti, continuate a seguirci sul canale Andrea e Susa. Ciao ciao!